Quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, se c'è una parola che proprio in genere non mi piace è indignazione, perché suona facile, no? Suona anche da retorica progressista, è inflazionata, ogni giorno qualcuno si indigna per qualcosa nell'era della suscettibilità politicamente corretta, quindi è davvero una parola che non appartiene in genere al linguaggio di Radio Libertà. Eppure oggi ci indigniamo, dobbiamo indignarci perché non so quale altra parola utilizzare di fronte ai fatti. Parto neanche dai fatti, dai numeri, perché questa indignazione non può che scaturire da un'oggettività numerica che poi diventa una evidente, diciamo, sfasatura ideologica. Ci riferiamo alla vera e propria guerriglia sistematica, urbana, diffusa, portata dalle squadracce dell'antagonismo Black Bloc e No TAV al cantiere della TAV medesima. Ricordate sempre in premessa quell'atto di onestà intellettuale di uno dei leader storici del movimento No TAV: siamo tutti Black Bloc, non è vero che c'è questa distinzione tra pacifici e violenti, poi ci saranno dei singoli pacifici, ma è per dire che quella violenta non è quella minoranza raccontata dai giornaloni. In ogni caso, lo scenario è quello. 140 poliziotti feriti, 140. 1 milione di euro di danni, 1 milione di euro, perché parliamo di soldi dei contribuenti, non di soldi del Monopoli, cioè di soldi nostri. Cantieri devastati, deturpati, tra l'altro oltre agli agenti feriti c'è la ferita al lavoro, agli operai anzitutto che in quei quartieri lavorano, ma questi signori lo odiano il lavoro, essendo il loro passatempo appunto la guerra, la guerriglia urbana e al cantiere. Questi sono i numeri che descrivono l'accaduto. Ci sono poi altri numeri che sono ancora in sintonia con l'accaduto, e sono i seguenti. Oltre 3.300 sono stati gli antagonisti identificati dalla polizia nei giorni che hanno preceduto la 10ª edizione del Festival dell'Alta Felicità, che è stato un po' il momento che ha coagulato l'afflusso di tutte queste squadracce antagoniste da tutta Italia e da tutta Europa. L'Alta Felicità, che per costoro significa evidentemente andare all'assalto dei poliziotti, dei cantieri, devastare territori interi. Nel dettaglio, tra giovedì, venerdì e sabato, prima del cosiddetto corteo, nei fatti momento di guerriglia, erano stati identificati in via preventiva circa 1.800 persone. Erano poi stati emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani e diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti appunto di antagonisti sia italiani che europei. Dopo lo scenario di guerra erano state identificate 436 persone e altre 1.000 erano finite sotto il monitoraggio delle forze dell'ordine nella giornata di lunedì. Quindi i controlli preventivi ci sono stati, l'attività delle forze dell'ordine c'è stata, l'identificazione di questi criminali c'è stata, l'attività anche successiva di repressione c'è stata. E allora non si spiegano i numeri seguenti che vi vado a dire. 4 fermati, di cui 2 già rimessi in libertà. Probabilmente dopo tutto questo, il 1 milione di euro di danni, 3.300 identificati, tutti i numeri che vi ho detto, forse ci saranno 2 arrestati, 2 tedeschi, deve decidere il GIP oggi, perché anche qui siamo in dubbio, ma vogliamo essere ottimisti. 2 su oltre 3.300 identificati, 2 dopo che in una area del territorio italiano si è portata lo schema della guerriglia, dopo 140 agenti feriti. Insomma, non vi riepilogo i numeri che vi ho sciorinato, so solo che tra tutti i numeri precedenti e i 2 forse, sottolineo forse, arrestati, c'è una distonia immane, totale, c'è un abisso. E io ho paura che questo abisso, in questo caso, si chiami timidezza di certa magistratura. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.